177, potete dire quello che volete, ma solo col vinile certe cose si sentono in maniera più calda. Avete ascoltato David Shard dall'album la colonna sonora di Saturday Night Fever. Questa era Manhattan Skyline 1977. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno. Siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, puntata numero 843. Io sono Antonino Danna e questa è naturalmente la puntata di mercoledì 18 settembre dell'anno del Signore 2024. Cominciamo subito la nostra trasmissione. Vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre. Salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, andate su radiolibertà.net, che non è più soltanto un sito, ma vi ricordo è un bellissimo quotidiano online, quindi fesso chi non legge radiolibertà.net, perché ci trovate liberamente del nostro direttore Giovanni Sallusti, Vittorio Feltri, le firmissime, i giornali visti da Giulio Cainarca e Sava Sandir. Vedete come vi ingrano questo francese così, eh? E Sava Sandir abbiamo anche le videopillole dai nostri programmi. Or dunque, io saluto in plancia comando il nostro Frank Colosseum, l'imperatore, che mi permette ovviamente di proiettarmi a voi. Vi diamo le coordinate alle quali incrociamo: 0292947222, oppure questo per il telefono, oppure se volete 340 670 9659 se volete dire la vostra attraverso la zappa o WhatsApp, che dir voglia. Sì, due notizie. La prima purtroppo è stata data ieri notte dall'ANSA. Si sono aggravate le condizioni di Totò Schillaci, il bomber della nazionale, la Juve e l'Inter, ricoverato nel reparto di pneumologia all'ospedale civico di Palermo. I medici che lo curano da diversi giorni, dice l'ANSA, avevano dichiarato che le condizioni stavano lentamente migliorando. Purtroppo nelle ultime ore lo stato di salute del calciatore è via via peggiorato. Nelle ultime ore, comunica la direzione sanitaria, comunicava ieri notte la direzione sanitaria dell'azienda civico di Cristina di Palermo, nelle ultime 24 ore le condizioni cliniche del paziente Salvatore Schillaci sono in sensibile peggioramento. Il supporto farmacologico e strumentale delle funzioni cardiorespiratorie consentono al momento una stazionarietà dei parametri vitali. In atto il paziente ha anche terapie antidolorifiche, è sedato farmacologicamente ed è accudito in materia continuativa dal personale medico, infermieristico e dai familiari. Lo comunica appunto la direzione sanitaria dell'ospedale civico. L'altra notizia naturalmente è il raid, o meglio, è l'azione che ha compiuto, che viene insomma indicata come opera di Israele, come apre anche la stessa BBC, e cioè una roba che veramente da film di 007, perché uno non se la sarebbe mai potuta immaginare, e cioè il fatto che a quanto pare il Mossad sarebbe riuscito a farcire 4.000 circa persone, quello che una volta in Italia era il Teledrin, tanto per capirci, 4.000 circa persone con una microcarica di almeno 20 grammi di esplosivo ad alto potenziale, e ieri a un determinato momento un unico singolo segnale ha fatto detonare questi 4.000 circa persone, causando una caterva di feriti, almeno 500 miliziani di Hezbollah che saranno ciechi per il resto dei loro giorni, almeno una decina di morti. Un'azione che veramente pare uscita da un film di 007. Ora Hezbollah minaccia vendette, dice che Israele la pagherà e che continueranno il sostegno a Gaza. L'Iran ha condannato le esplosioni. Com'è e come non è, stranamente il loro ambasciatore in Libano è rimasto ferito da uno di questi cercapersone esplosivi. Chissà perché aveva anche lui questo cercapersone, chissà perché. E chissà perché Nasrallah, il leader di Hezbollah, nel mese di febbraio aveva detto a tutti i miliziani: ragazzi, buttate gli iPhone, buttate via gli smartphone perché sono troppo tecnologici e Israele vi può fregare, passate ai cercapersone che così siamo più sicuri. Ecco, questo è
il risultato. Tra l'altro viene fuori che questo prodotto, che è fabbricato, dice la BBC, almeno sembrano essere figli prodotti di un'azienda di Taiwan, Thale Gold, ma in realtà questa ditta, che si chiama Gold Apollo, ha negato qualsiasi coinvolgimento nella vicenda, dicendo che i cercapersone sono stati prodotti da un'azienda ungherese che aveva firmato un accordo con loro di Taiwan. Appunto, un esperto di munizioni ha detto alla BBC che molto probabilmente questi cercapersone erano stati farciti con fino a 20 grammi di esplosivo ad alto potenziale, ovviamente di tipo bellico, non è certamente l'esplosivo da cava, e a un dato momento, con un apposito segnale, sono saltati tutti quanti per aria. Cos'altro sappiamo di questa vicenda? Sappiamo che, ora vi dico, sappiamo che praticamente un team della BBC a Taipei è già stato negli uffici appunto della Gold Apollo, la ditta di Taiwan che si è trovata al centro dell'attenzione a seguito di queste esplosioni. I funzionari, batteva alle 9:55, quindi una cinquantina di minuti fa la BBC, i funzionari sono ancora dentro il palazzo e continuano a interrogare lo staff ed esaminare documenti. Nel frattempo si è sviluppata fuori una certa folla di giornalisti. Come abbiamo riportato prima, dice la BBC, il fondatore della Gold Apollo ha negato che la sua azienda avesse qualcosa a che fare con le esplosioni in Libano. Su Chin Quang, questo è il suo nome, ha detto che la sua azienda aveva firmato un accordo 3 anni fa con una ditta ungherese che si chiama BAC. Ha detto di aver dato all'azienda il diritto di utilizzare il logo di Gold Apollo, ma nient'altro. Ancora, tra l'altro, ecco, il governo di Taiwan, interpellato sull'argomento, dice che non esiste alcuna, è il ministro dell'economia, tra l'altro, di Taiwan, dice che non c'è alcun dato e non c'è alcuna prova dell'export diretto di questi cercapersone verso il Libano. Interpellato dai giornalisti in Taiwan, il ministro ha detto che l'azienda Gold Apollo ha esportato 260.000 cercapersone dal 2022 fino all'agosto di quest'anno, principalmente verso l'Europa e gli Stati Uniti. Questi prodotti non hanno la possibilità di esplosione, come invece viene riportato dai media, aggiunge il Ministero. L'azienda dubita che il prodotto appartenga a loro, sia roba loro, dopo aver esaminato le fotografie pubblicate dai giornali, dopo aver giudicato il fatto e ritiene che molto probabilmente questi cercapersone sarebbero stati probabilmente modificati dopo essere stati esportati. Noi abbiamo un problema con il qui Parlamento perché l'ospite non c'è, quindi Francesco ne mandiamo uno diciamo supplementare, trovalo tranquillamente che così quando vuoi lo possiamo mandare. Nel frattempo, se avete voglia di dire la vostra, potete intervenire 0292947222 oppure 340 670 9659. Veramente una roba da anche un po', se voi avete visto il film Munich, film che dovrebbe esserci ancora su Netflix, comunque sulle piattaforme di streaming c'è, io difatti l'ho visto lì. E vi dico la verità, a un certo punto c'è sta scena, Munich è un film che racconta l'operazione Collera di Dio, l'operazione con cui Golda Meir decise di vendicare tutti i morti del 5 settembre 1972, tutti i morti delle Olimpiadi di Monaco, della squadra israeliana, e tutti i terroristi che hanno fatto parte di quel comando tra gli anni 70 e credo il 2000 sono stati tutti quanti trovati ed eliminati. A un certo punto c'è una scena a Parigi, che loro sono dentro una Fiat 125, questi tre agenti del Mossad, insomma, questi qui sono riusciti con uno stratagemma a farcire la cornetta del telefono, eccolo qua, guardate, telefono tipo questo qua,
Ecco, non so se si veda eccolo qui, ce l'ho qua appoggiato all'orecchio, no, eccolo qua. Ecco, hanno farcito il microfono, questo qua che sto toccando adesso, con una carica esplosiva. Allora a quel punto telefonano a casa di questo tizio, sto professore che è stato fiancheggiatore pure lui dei terroristi di Monaco, gli telefonano e nel momento in cui parte la telefonata e il professore va a rispondere, alza la cornetta, boom, un botto meglio di Capodanno, signori. Ecco, cioè quelle robe lì tu le vedi nei film e dici cavolo, questa è una roba di cinema. Cioè una roba così poteva stare in un film con Roger Moore, tanto per capirci. E invece l'ha fatta il Mossad. Meno male che una telefonata allunga la vita. Non sempre. Se ti telefona il Mossad non è detto. Va bene, se siamo pronti, caro Frank, allora sigla e qui Parlamento. Qui Parlamento. 121 di cui è cofirmatario. Prego, onorevole. Grazie Presidente. Credo sia doveroso iniziare questa riflessione ricordando che per noi la scuola sostiene la crescita civile e la cittadinanza, in cui è un luogo in cui nascono i primi sentimenti, le prime relazioni, gli affetti, non solo l'informazione, l'istruzione, ma veramente una crescita personale. E noi crediamo in questa mozione perché vogliamo che la scuola, sia ribadito, sia inclusiva. E siamo orgogliosi, ma anche molto responsabili, di ricordare che il rapporto tra scuola e politica si sostanzia partendo dal presupposto che la prima è oggetto di intervento della seconda. E fin dal suo insediamento il governo ha prestato particolare attenzione ai settori dell'istruzione e della formazione, in coerenza con il dettato costituzionale che dedica 3 articoli al diritto all'istruzione, articolo 3, 33 e 34. Il diritto allo studio è l'insieme di tutte le attività e interventi che servono a facilitare il percorso educativo scolastico di ogni studente, quindi di tutti. Non è una realtà statica, ma è sempre connessa ai mutamenti sociali, culturali, economici, demografici, che riguardano non solo il contesto territoriale, ma deve essere visto in una visione più ampia, in un quadro internazionale. E il primo aspetto decisivo per comprendere e quindi capire le politiche scolastiche è l'affermazione del diritto universale dell'educazione e dell'istruzione, che viene delineato nell'articolo 26 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, che cita testualmente, tra le altre cose, ogni individuo ha diritto all'istruzione. Un diritto che quindi è l'insieme di tutte quelle attività, l'abbiamo detto, utili a facilitare il percorso educativo scolastico di ogni discente, sin dagli asili nido, per dare a tutti l'opportunità di apprendere senza discriminazione economica o di qualsiasi altra natura. Nel diritto allo studio, e ce lo racconta insomma le amministrazioni comunali, le amministrazioni regionali, rientrano in questo diritto allo studio sia i servizi per l'accesso all'istruzione, quindi le mense scolastiche, il prescuola, il post scuola, il trasporto scolastico e l'educativa ad personam, sia quelli per l'approfondimento e l'ampliamento dell'offerta formativa. Questo governo ha già adottato una serie di iniziative mirate a favorire gli studenti in situazioni di svantaggio economico-sociale attraverso il rafforzamento delle misure di welfare dello studente, per combattere la dispersione scolastica implicita ed esplicita e per sostenere quindi gli alunni più fragili. È stata introdotta infatti la figura del docente tutor. Ma con il decreto legge numero 71 del 2024, al comma 2 ha incrementato di 3 milioni a decorrere dall'anno 2025 la fornitura gratuita di libri di testo per gli alunni in possesso dei requisiti richiesti. Ma nell'articolo 27 ancor di più agli alunni meno abbienti dà la possibilità di utilizzare i libri di testo anche in comodato.
con i piani di Agenda Sud, con piano Agenda Nord di 220 milioni di euro, con il piano estate che stanzia 400 milioni di euro, si sono previste progettualità ed interventi dedicati a tutelare le famiglie meno abbienti, le peculiarità territoriali e circostanziali in contesti caratterizzati da maggiore disagio educativo. È una risposta pratica, immediata, che evidenzia una visione strategica ed una conoscenza delle reali esigenze del Paese, senza demagogia, senza ideologie. E oggi il feedback ci arriva ed è evidentemente positivo, perché sappiamo, dai dati che ci sono stati forniti, che evidentemente la dispersione scolastica è diminuita. Senza dimenticare l'attenzione per l'inclusione degli alunni stranieri, che a prescindere dall'inclusione che ci viene reclamata e richiamata da tante parti politiche di questo Parlamento e non solo, noi siamo in grado di dirvi che abbiamo potenziato la didattica per recuperare il gap della scarsa conoscenza della lingua italiana, che è il primo elemento di isolamento sociale e scolastico. L'obiettivo principale di una politica attenta si focalizza sul diritto dell'apprendimento, inteso come garanzia per lo studente di inclusione nel sistema di istruzione e soprattutto di successo anche nel percorso formativo, perché oggi è superata la visione di diritto allo studio, ma dobbiamo integrarla con la visione di diritto all'apprendimento. L'apprendimento e la crescita personale sono la vera espressione di questo diritto. Equità di opportunità di apprendimento e di percorsi formativi sono la sfida del presente e di questo governo, che sta investendo molto per combattere l'abbandono scolastico e il disagio giovanile che ne consegue. Gli studenti che partono da condizioni di svantaggio socio-economico fanno sicuramente molta più fatica, perché la questione scolastica è fortemente connessa a quella sociale. Pensiamo e lavoriamo per una scuola pronta a rispondere alle esigenze attuali, in cui il modello didattico, e finora non abbiamo sentito parlare di una visione di vera inclusione scolastica, partendo anche dalla modalità di approccio educativo e formativo, quindi una scuola pronta deve rispondere a queste esigenze non più di trasmissione delle conoscenze con una lezione frontale in cui l'insegnante è in cattedra, ma deve essere supportato per raggiungere le competenze necessarie ai giovani per il loro inserimento nel tessuto sociale e produttivo attraverso una visione di scuola che veda una circolarità dell'informazione, una bipolarità tra studenti e insegnanti, docenti che sono il cuore pulsante delle scuole e sono chiamati oggi più che mai, e fino adesso non ne ho sentito parlare, a innovare quindi la questione metodologica come centrale a base dell'intero processo, che quindi passa da insegnamento a apprendimento. Oggi il focus si sposta sulla costruzione di percorsi e di modalità più adatte a sviluppare potenzialità per ogni discente e motivarli ad apprendere. Quindi oggi ci troviamo di fronte a una situazione in cui la scuola è centrale nello sviluppo della comunità, è di supporto alle famiglie, ma soprattutto fa i conti con classi sempre più eterogenee, sempre più poliedriche, e ha bisogno che venga supportata in questo lavoro, motivo per cui noi oggi facciamo un plauso a quello che sta facendo il Ministro, con una visione netta e chiara e determinata rispetto al sostegno, con una scuola che non solo preveda informazione, nozioni, ma soprattutto sostegno. Oggi sono emersi quindi questi bisogni, in cui oltre alle grandi difficoltà abbiamo grandi opportunità date dalla tecnologia, possibilità di esperire attraverso il rapporto con enti territoriali, attraverso l'alternanza scuola-lavoro, attraverso il rapporto con le aziende, attraverso la sperimentazione dei giovani con il mondo del lavoro. Siamo consapevoli che il diritto dell'apprendimento esige un impegno costante che passa attraverso servizi e iniziative a sostegno delle famiglie nell'acquisto dei libri scolastici,
alla partecipazione ai viaggi di istruzione, visite didattiche, accesso con maggiore equità alle opportunità educative. Bisogna investire sulle mense, ma lo stiamo facendo. Lo stiamo facendo, è proprio di questi giorni l'uscita del bando che prevede risorse per i comuni proprio per incrementare e migliorare le strutture delle mense scolastiche, cosa che quindi è già in essere, già tra le priorità di questo governo, ma non nelle priorità, nelle cose che sta facendo questo governo. Quindi utilizzo il termine studio, intendo richiamare una serie di concetti che adesso sono connessi: istruzione, educazione, formazione, edificazione del sapere, per questo capacità critica e affermazione di libertà. Beh, sembra giusto sottolineare che il diritto all'istruzione passa attraverso il sostegno alle famiglie, che finora non ho sentito citare, famiglie che oggi hanno difficoltà economiche, hanno difficoltà anche educative, e tutto questo passa per il ruolo delle donne. Donne che assumono la società oggi, attraverso il loro impegno per contribuire all'economia familiare e alla produttività del paese, un ruolo sempre più centrale e che vanno sostenute. Per questo noi in questa mozione, e mi avvio alla conclusione, chiediamo di proseguire le iniziative poste essere per l'acquisto dei libri, per le istruzioni didattiche, per garantire equità nell'accesso delle opportunità educative, garantire luoghi di confronto e di dialoghi anche attraverso il terzo settore, continuare a promuovere il dialogo intergenerazionale tra gli alunni, assumere iniziative di competenza volte a consolidare il patrimonio dei valori e dei diritti, dei doveri, adottare iniziative volte alle agevolazioni per le spese di istruzione, valorizzare il ruolo degli insegnanti attraverso iniziative per l'aumento di retribuzioni, perché per noi non scole, sed vita, come dicevano i latini. Noi vogliamo che la scuola non sia solo un trasferimento di nozioni, ma che serva per la vita. Grazie. Grazie deputata Miele. Passiamo. Qui Parlamento.
di Sandro Ciotti nei confronti di Gaetano Scirea, a quest'uomo che si è illustrato da sé sul campo, facendo sognare tutta una nazione intera, se permettete, va il più commosso affetto e il più commosso saluto. E adesso andiamo avanti con l'amica degli animali, sua soavità, Paola D'Amico. Buongiorno Paola. Buongiorno Antonino, buongiorno a tutti e a tutti. È una brutta notizia quella di stamattina di tutto Schillaci, che persino io, che non ero una fanatica del calcio, conoscevo. Soprattutto giovane, insomma, 59 anni, veramente giovane, adesso che io sono più grande. E allora, noi adesso parliamo di animali e purtroppo devo partire con una notizia non bella, perché ci sono arrivate adesso appunto le richieste di raccogliere firme, eccetera. Però va detto, perché come ogni anno, poi parleremo di temi un po' più ameni, diciamo, un po' più positivi, buone notizie. Come ogni anno nelle isole Faroe si sta ripetendo la mattanza di centinaia di cetacei che vengono uccisi, possiamo dirlo brutalmente, nel nome di una tradizione antichissima che un tempo aveva un senso, forse oggi li riflette non più. Vedi queste decine di persone, ci sono dei video anche online, immersi fino al ginocchio nell'acqua rosso sangue, che trascinano a riva questi corpi inermi di delfini ammazzate e coltellate. Sono immagini agghiaccianti che la ONG Sea Shepherd raccoglie e testimonia, documenta ogni anno per anno, sperando di sensibilizzare le persone. Si chiama Grinda Drap, questa mattanza, in particolare dei globicefali. E perché interessante? Perché i globicefali sono uno dei vari, diciamo, mammiferi marini, e hanno una particolarità di avere una testa sferica. Sono veramente molto belli. E quando andavo a seguire queste missioni della nostra TITIS nelle acque del Mar Ligure, ricordo che un giorno, perché mio marito appunto ha questo talento di osservatore attento del mare, ha lanciato l'allerta, ci siamo avvicinati con la barca a vela e c'era un gruppo di globicefali. Sono animali molto molto gregari, come anche i delfini. In particolare seguono il più anziano, che viene chiamato pilota, si muovono proprio in massa, seguono il più anziano, quindi diventa anche per loro difficile diciamo, sfuggire a questa mattanza. E il nome è proprio Grinda Drappa, vuol dire grinda, balena, drappa, macello, da questo appunto il significato del termine Grinda Drappa. Purtroppo, ripeto, questa tradizione antichissima, gli uomini erano cacciatori, un tempo serviva la carne, serviva il grasso per l'olio delle lampade, per illuminarsi, e serviva la pelle, diciamo, per farsi l'abbigliamento. Però adesso più della metà degli abitanti delle Faroe ammette che non interessa, non mangia la carne di balena, la carne di delfino, la carne di globicefalo. Quindi, eppure diciamo che è una caccia che sfugge a tutti i controlli di attività commerciali, cioè non è catalogata come attività commerciale, ma un'attività tradizionale, quasi una fiera. E quindi in teoria la carne dovrebbe essere spartita tra i membri della comunità. In realtà c'è un giro d'affari che coinvolge ristoranti e supermercati, e questo è anche un aspetto triste, perché gran parte di questa carne viene buttata via semplicemente. Quindi gli abitanti delle Faroe non sono più poveri e oggi hanno l'opportunità, come quasi in tutto il mondo, di trovare i supermercati. Sono delle isole che sono nel nord dell'Oceano Atlantico, politicamente fanno parte del Regno della Danimarca, ma hanno la loro indipendenza, e quindi, ripeto, siccome la metà della popolazione non è interessata dai sondaggi a mangiare carne, non ne mangia, ti domandi perché appunto non si può limitare anche questa mattanza. C'è una data che viene sempre sott'occhio, che è rimasta scolpita, che il 12 settembre del 2021, 3 anni fa, i cacciatori uccisero un branco di 1428 delfini, e pare che sia stata la mattanza più sanguinosa di sempre. Ma anche quest'anno, diciamo, i mesi estivi sono stati abbastanza drammatici. Soltanto tra giugno e luglio sono morti 600 cetacei. Ecco, è sempre un pensiero per dire: speriamo che
la sensibilizzazione di queste ONG che fanno un lavoro grande perché ci fanno vedere quello che altrimenti non leggeremmo sui giornali, prima o poi porti a cambiare questo costume così rude, così brutto. E adesso invece proseguiamo con una notizia di cronaca, perché c'è ancora tempo per cercare il posto, per chiamare, per informarsi, perché questo weekend, in particolare domenica, in Liguria, sulle alture di Arenzano, partiranno 2 spedizioni, una mattina alle 10 e una alle 2, quindi chi è in zona può approfittarne, per andare dal centro ornitologico del parco di Case Baccà e per andare ad osservare insieme agli ornitologi le migrazioni. Sono cominciate, lo sappiamo, i primi a partire sono state le rondinotti, i noli piccoli, ma adesso mano a mano stanno partendo gli altri volatili e sicuramente anche questo freddo li avrà spinti a mettersi in marcia. Siamo quindi in piena migrazioni che dureranno fino all'autunno e i cieli del Parco del Beigua sono attraversati a questi rapaci che vi ho già raccontato più volte, in particolare i bianconi, percorrono i cieli sopra Liguria seguendo le corsie autostradali, vanno giù dalla Spagna e passano poi in Africa più sicuri perché non esposti ai venti terribili del mare giù, il nostro Mediterraneo. E naturalmente sempre in termini volatili sappiamo che domani si apre la caccia, questo weekend si aprirà la caccia. E in Lombardia però c'è una buona notizia, perché il TAR ha accolto la richiesta di sospensiva presentata da molte associazioni ambientaliste e quindi fino ad ottobre la caccia è limitata solo ad alcune specie, quindi non a tutte le specie, soprattutto quelle più a rischio, quelle più sensibili vengono per adesso risparmiate per poco, per 2 settimane, meglio, come si dice, che niente. Questo sicuramente. Se c'è ancora tempo, perché avevo Sì, raccolto ne abbiamo. un po' di... Ecco. Allora è una storia che abbiamo messo anche su Buon Notizie, era molto carina. Tra l'altro è divertente perché un giorno che cercavamo storie di buone notizie dal mondo, ogni giorno dobbiamo alimentare anche il web, no? Io e il mio collega, senza parlarci, non so, forse uno era in presente e uno era smart, prepariamo lo stesso pezzo. E lo stesso pezzo poi ho lasciato, andato online con il mio collega Paolo, che è molto più, scrive veramente molto meglio di me, e era il pezzo che raccontava la storia di 2 Labrador neri che lavorano come custodi in un'abbazia in Inghilterra, in Gloucestershire. Ma perché? E tutto nasce diversi anni fa, perché praticamente Eric e Flo sono i loro nomi, questa coppia fedelissima, il loro proprietario, che è il sagrestano, non so come si dica in Inghilterra, comunque il sagrestano si prende cura di questa chiesa, l'abbazia, e normalmente lasciava i cani in casa, ma si è trovato in difficoltà perché la famiglia era fuori, era in vacanza. E allora, per non lasciarli soli tutto il giorno, ha detto: me li porto al lavoro. E naturalmente durante il giorno era una giornata tranquilla, non c'era una massa critica di persone, era una giornata infrasettimanale. I cani sono rimasti tranquilli con lui mentre li puliva, spazzava, brigava, aggiustava. E quando era stanco uscivano all'esterno, fermi sul prato ad osservare. Questa cosa ovviamente non si poteva fare, però in realtà ha cominciato a attirare sia gli abitanti, un po' staniti ma felici, sia i turisti. E quindi alla fine si è deciso che, visto che la gente li adora, che sia il personale sia i visitatori sono strafelici, che creano un'atmosfera positiva. Poi sappiamo che i Labrador sono cani particolari, buoni, gentili, insomma non aggressivi, sono cani scelti anche dai non vedenti, per addestramento ai non vedenti, no? Allora si è deciso di arruolare, praticamente loro oggi vanno all'abbazia con il sagrestano, con il loro proprietario, durante le funzioni si sdraiano sui tappetini in una navata laterale e nei giorni di lavoro Chris chiede, che il loro proprietario chiede, se i visitatori hanno piacere di incontrarli, hanno 9-10 anni, 2 cagnoni, e quindi loro danno benvenuto alle persone, le accompagnano e di fatto abbattono le barriere, perché anche chi entrerebbe in chiesa, vedendo questi 2 cani, un giro turistico se lo fa. E questa direi. è molto carina.
Beh, ma poi in Inghilterra sta tradizione degli animali a guardia di monumenti, un po' come i corvi della Torre di Londra, no? Che vengono Esatto. nutriti dai beefeaters, i soldati incaricati della custodia dei gioielli della corona, anche perché fino a quando ci saranno i corvi dentro la torre non crollerà e Londra sarà al sicuro. Sì, le leggende, diciamo. Almeno questa è la Io- leggenda, poi sai, tutto può succedere. Certo, a vedere il re che abbraccia le rugbiste e sfata il mito dell'intangibilità del corpo del sovrano, mi pare che qualcosa anche in Inghilterra stia lentamente sta cambiando cambiando. in un'istituzione millenaria come la monarchia. Ma sapete perché questa storia alla fine l'abbiamo trovata entrambi, sia io che Paolo? Perché io ricordavo che quando anni fa ero molto giovane, insegnavo musica e la domenica dicevo ai ragazzi, agli studenti, se volete, vanno in medie, chi vuole, io domenica vado a sentire un concerto al Teatro Manzoni, allora insegnavo molto, oppure vado in Duomo, c'è un bel concerto. E molti di questi ragazzi venivano spontaneamente, non era un obbligo. E allora ne parlavamo un po' in classe. C'era una ragazzina che era comunità mamma rosa, perché era senza genitori, che però aveva un cane pastore tedesco a cui era molto affezionata in comunità. E lei un giorno, che non era mai venuta a questi concerti, un giorno in silenzio generale sta per iniziare il concerto e vedo il parroco disperato, l'arcivescovo disperato, perché sta arrivando nella navata centrale veramente come una regina, questa ragazzina che però era anche più grande degli altri come fisicamente, sembrava una regina portando a passo il suo cane pastore tedesco. Fu una scena incredibile, bellissima, mi è tornata alla mente parlando di Eric di Flo, e alla fine io la feci sedere vicino a me in silenzio, il cane zitto, il parroco l'arciprete dovette rassegnarsi perché ormai il concerto non poteva essere interrotto da una sceneggiata, ma fu una scena fantastica perché ovviamente l'uomo di monta era vietatissimo entrare con i cani, invece tutto sommato era stata una ragione per venire. Quindi andando avanti tra i ricordi presenti e fatti ricordi passati e fatti del presente, c'è un'altra notizia molto interessante che arriva dal mondo della scienza, e c'è una ricerca fatta da uno studio internazionale, cui partecipano anche però gli italiani, quindi la Scuola Normale Superiore di Pisa e l'Istituto di Biofisica del CNR, e questo ci fa onore, noi siamo sempre tra i primi dentro questi studi internazionali, vuol dire che abbiamo dei bravissimi, talentuosi ricercatori e ricercatrici. Parla dello squalo della Groenlandia. In questo studio, per la prima volta si è riusciti ad avere la possibilità di studiare il genoma dello squalo, perché è il vertebrato più longevo al mondo, ha una durata di vita stimata in 400 anni, quindi ci batte alla grande. E questi studiosi vogliono capire da dove, cioè com'è il suo genoma, qual è il punto che porta alla longevità. Faccio una premessa, io non ci tengo assolutamente a diventare ultracentenaria, però è comunque interessante perché sequenziare questo genoma richiederà un tempo enorme, lunghissimo, per quello che tanti sono al lavoro, perché diciamo che ha un codice genetico che è lungo il doppio di quello di un essere umano. Quindi diciamo che è il più grande tra le sequenze del genoma degli squali conosciute finora. E la curiosità è che questo animale è molto longevo, vive nelle profondità, si sa però che si ciba di foche, scusate, e visto che una sua caratteristica certificata e studiata è che si muove molto lentamente, e pare che questa lentezza sia in linea con la sua longevità, quindi bene a chi vive lentamente perché probabilmente vive più a lungo. Allora ci si chiede come fa un animale così lento a mangiarsi anche le foche, che invece sono abbastanza guizzanti, abbastanza veloci. Ma perché sono andati a cercarsi il genoma di questo animale? Perché hanno individuato un'alterazione della proteina I53 che chi si occupa di medicina, di scienze e ricerca sa essere nota come guardiana del genoma. Cioè, da tanto tempo in medicina si studia, in medicina umana, questa proteina perché è coinvolta nella soppressione delle cellule tumorali. Ecco perché è chiamato, diciamo, un gene importante per la longevità. Però sì.
tutto questo ci riporta allo squalo e quindi se studiamo la longevità dello squalo capiamo che c'è una connessione con questa proteina, magari potremmo un giorno, un domani trovare strumenti in più innovativi per ammazzare le cellule tumorali, che sono sempre patologie più impattanti purtroppo diciamo nella popolazione umana e drammaticamente impattanti anche. E questa, per chiudere, mi porta in Sardegna, perché Sì. l'hanno inaugurata la settimana scorsa, hanno fatto un grande evento, grazie al volontariato, grazie alle persone comuni, grazie al WWF, grazie alla regione adesso anche che si sta molto impegnando. Cosa hanno fatto in Sardegna? Hanno allestito, creato e ampliato mano a mano una grande riserva sul monte Arcoso, nel Cagliaritano, che è anche chiamata Oasi di Cervo della Luna, dove è sotto tutela stretta il cervo sardo, che è un cervo che c'è solo lì, che è rimasto isolato e quindi si riproduce. Lì non si va a caccia di cervi come invece stanno facendo, e lo stanno facendo anche a spese dei cuccioli, come in questo momento in Abruzzo, per cui c'è una grandissima protesta. Lì il cervo viene tutelato, la riserva è immensa, sono diciamo questo pezzo di stanti cervi sono 3.650 ettari, e c'è una fondazione Domus de Luna che lavora da tanti anni per i bambini senza famiglia, per le persone in difficoltà, che qua per recupero anche di persone che hanno avuto difficoltà nella vita, e la tutela diciamo di questa riserva porterà a dare lavoro a più di 100 persone appunto in difficoltà. Quindi là insieme ad altri animali, perché non si parla solo di cervo, hanno il gatto selvatico, la martro, la donna, la volpi, addirittura il diocretone dell'Iglesias di cui parleremo più avanti, e un altro animale un po' strano, il discoglosso, quindi animali di cui normalmente non si parla. E quindi un applauso ai sardi della Sardegna, a questo mondo Domus de Luna, perché io penso che nel momento in cui da una parte del mondo si fanno le mattanze, all'altra si danno 50 euro, si vanno a pagare 50 euro per ammazzare un cucciolo di cervo, questo è un esempio di grandissima civiltà. Certamente, certamente. Paola, senti, a proposito di buone notizie, ce la dai una buona notizia di da questo tuo bellissimo dorso che esce appunto oggi? Anzi, è uscito ieri, scusami. No, è uscito ieri. Ve ne posso dare due interessanti sul prossimo numero, che una è parleremo di una signora, la signora Clavice, e parleremo, non vi svelo tutto, di due donne, non più giovanissime, che hanno scelto di vivere in Italia, erano una tedesca, l'altra scozzese ma cresciuta in Canada, vivere in Italia e fare lavori molto, molto particolari in Italia, e questo ci fa dire che il nostro paese è assolutamente amatissimo dagli stranieri, e che chi ha la possibilità, lo conosce, la possibilità, appena può ci trasferisce. E questo è un messaggio importante, perché dobbiamo imparare ad amarlo di più. Certo, sicuramente. Questo è poco ma sicuro, cara Paola. Per leggere queste due storie dobbiamo aspettare ancora qualche giorno. Sono in lavorazione. Benissimo, benissimo. Allora, Paola, niente, io ti voglio ringraziare come sempre della tua presenza, e nulla, ci ritroviamo allora il 25 di settembre, sempre alle Buona 11 settimana. qui per discutere di animali. Buona settimana a tutti e a tutte. Grazie, mi dici un'ultima cosa, quando è che vai in Lunigiana? Ho Boh, voglia di autunno nelle tue parole, scusami, ma ho questo desiderio. L'altro giorno mi hanno detto che una settimana di ferie dal 7 al 13 dal 7 al 12, perché poi il 13 faccio la festa di compleanno di mio papà 99enne, quindi il 7 al 12 ho 5 giorni di ferie. Ottobre. Beh, auguri 7 intanto a tuo ottobre. papà, se permetti. Sì. So che è uomo di delicata cultura, per cui mi Sì. permetto di fargli gli auguri. Lasciando un po' stupiti i concessionari, si è presa una macchinetta nuova, quella che costava meno, perché la sua ormai dava i segni del tempo, ed è molto felice. Però questo concessionario non era mica molto convinto. Ah no? Vabbè, ma No. non l'ho capito io. Se i riflessi ci sono e la patente c'è, va bene così. Mi ha continuato a dire, ma la guida lei? Dico, sì, la guido io, e poi la guiderà mia moglie anche, certo.
Straordinario, straordinario, meraviglioso. Quindi, Io pensavo di lasciare, di appendere la patente al chiodo a 75 anni, perché nel no, diritto canonico 75 bastano per andare in pensione dopo aver guidato una diocesi, quindi puoi anche, posso anche smettere di guidare la macchina, ma a sto ma punto se quasi quasi potrei abiti in un tentare per i luogo 100. Ma se abiti in un luogo, in città il problema non esiste. Io non guido, anche quando vengo a Milano, prendo il treno a Cremona, scendo a Milano, uso soltanto i mezzi pubblici. Ma loro abitano in un paesino vicino a Codogno, perso, dove ci sono tante persone, ma non c'è l'edicola, non c'è il panettiere, non c'è nulla, c'è giusto le scuole, la posta apre 3 giorni a settimana e non c'è il pensiero di costruire un pulmino per gli anziani. Quindi cosa fai? L'unico modo è per una macchina. Esatto. Oppure i figli che per venire devono fare 60 km, quindi è un po' un problema. E quindi la macchina è necessaria per forza, ma ci sono tante realtà come queste. O studiamo un sistema per andare incontro ai nostri anziani, o costringi sempre un familiare a essere, come dire, blindato, oppure trasferisci anche loro in città. E perché? Perché abbandonare i borghi, vuotare i borghi, abbandonare i paesi? Abbiamo un territorio meraviglioso, viviamolo, però dobbiamo anche pensarci, insomma. Da questo punto di vista non siamo ancora nordici, non siamo ancora nel nord, non pensiamo a un welfare che l'anziano può stare a casa sua, sia dei servizi che lo aiutano a stare a casa propria, no? Certo, certo. Però lo stupore, la faccia stupita del venditore della macchina, devo dire che è memorabile, lo ricorderò sempre. E direi meraviglioso. Grazie ancora Paola. Buona giornata. Buona giornata a te. Allora, noi adesso ce ne andiamo belli alle 11:27 in pausa con la New American Orchestra, track number 5, i titoli finali di Blade Runner 1983 e poi parliamo di amianto. A tra poco. Sempre più liberi con La tua radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano.
illustrate, come analizzare se è amianto o meno quello che si ha in casa e così via. Il comune è obbligato a fornire il servizio di informazione e quindi i cittadini continuino a rivolgersi dove è possibile allo sportello amianto appunto cattivo oppure all'ente pubblico, perché l'ente pubblico deve controllare il cittadino. Quindi il messaggio positivo è che il cittadino deve vivere tranquillamente la sua vita, non fasciarsi la testa sul problema amianto, e il messaggio positivo per la politica invece è: stringiamoci un pochino di più, magari per fare il bene comune anche con le associazioni, e cerchiamo di fare sì di mitigare ancora di più il rischio e di non utilizzare situazioni tampone che nascondono il problema sotto il tappeto. Grazie. Grazie a Avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Parlami dell'esistenza di mondi lontanissimi, di civiltà sepolte, di continenti alla deriva. Parlami dell'amore che si fa in mezzo agli uomini, di viaggiatori anomali in territori mistici. Di più, seguimmo per istinto le scie delle comete come avanguardie di un altro sistema solare. No time, no space, another race of vibration. The sea of the simulation. Keep your feelings in memory. I love you, especially tonight. Controllori di volo, pronti per il decollo, telescopi giganti per seguire le stelle, navigare nello spazio, seguire le stelle. Di più, seguimmo per istinto le scie delle comete come avanguardie di un altro sistema solare. No time, no space, another race of vibrations. The sea of the simulation. Keep your feelings in memory. I love you, especially tonight. No time, no space, another race of vibrations. Keep your feelings in memory. I love you, especially tonight. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Va ora in onda Filo Diretto. Le 12, 3 minuti e 50 secondi in questo momento sulle magiche onde di Radio Libertà. Abbiamo questo codino, diciamo così, di Zoom, il filo diretto,
Il telefono è aperto, tema libero 0292947222 se volete telefonare, oppure 340 670 9659. Torniamo in Libano, dove dopo il colpo a sorpresa di Israele abbiamo Maria Zakharova, la portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca, la quale è intervenuta sull'argomento dicendo che l'attacco al Libano, una nazione amica, quindi abbiamo capito da che parte stanno, rappresenta una seria sfida al diritto internazionale. La Zakharova aggiunge che gli organizzatori di questo attacco, frutto di alta tecnologia, hanno cercato con successo di infiammare un confronto su larga scala, un confronto armato su larga scala, cercando di provocare una grande guerra nel Medio Oriente. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, buono quello pure lui, ha espresso la sua amarezza per l'attacco durante una telefonata con il primo ministro libanese Najib Mikati, secondo la agenzia stampa statale turca Anadolu. Ancora, il vice premier d'Irlanda dichiara di considerare le esplosioni una violazione della Convenzione di Ginevra. Questa è una nuova forma di guerra, penso che dovremmo essere estremamente preoccupati a proposito di quanto accaduto, e la comunità internazionale ha bisogno di riflettere sulla natura dell'attacco, ha detto il vice premier Michael Martin ai giornalisti in quel di Dublino. Il ministro della cultura libanese, invece, Mohammed Wissam al-Murtada, ha dichiarato in risposta agli attacchi di ieri che la vittoria del suo paese su Israele è imminente. In una dichiarazione su X dice che non ci sono limiti al male che compie Israele e ieri ha provato di essere un paese ostile all'umanità. Non abbiamo ancora alcuna dichiarazione da parte delle forze armate israeliane, dice la BBC, che al momento che sono state coinvolte in scambi di colpi con Hezbollah al confine nord del paese per mesi. C'è una zappa, vediamo un attimo chi è che ci scrive. Allora, ecco qua. Buongiorno, vorrei capire come si riconosce se un tetto è ricoperto di lastre d'amianto oppure lastre di cemento. Grazie, Mary. Ma generalmente sono lastre di forma ondulata, lunghe, di colore grigiastro, dall'aspetto poroso, tra l'altro, dovrebbe, e comunque mi pare che abbiano stampigliato sopra il logo dell'Eternit generalmente, per cui sono anche abbastanza riconoscibili, ma comunque ci sono gli esperti che basta chiamarli, quelli che fanno le bonifiche d'amianto, ve lo dicono subito. È ovvio che l'amianto è mescolato col cemento, non è una lastra di amianto, è amianto mescolato col cemento, e pensate, ci facevano anche i serbatoi dell'acqua, niente di meno, ed erano relativamente sicuri fino a quando i serbatoi erano pieni d'acqua, perché imbibendosi d'acqua non si sfarinavano. Poi sono stati vietati, credo che ormai non ce ne siano più in giro di serbatoi del genere, perché erano francamente pericolosi, diciamo così. Comunque, purtroppo sapete, è sempre così, quando arriva un'ondata, un nuovo prodotto, qualcosa, si corre ad accettare questo nuovo prodotto come prodotto panacea di tutti i mali, che può fare qualsiasi cosa. Poi però magari con l'uso si scopre che quella roba là è cancerogena o non è in grado di garantire quella sicurezza che ci si aspetterebbe. L'Italia degli anni 60-70 era un paese che correva senza la cintura di sicurezza allacciata, e molte di queste cose purtroppo sono accadute. Lo avete sentito, Fabrizio Protti, addirittura avevano fatto la spiaggia a Casale Monferrato, la spiaggia sul Sesia, con i rimasugli, con la polvere d'amianto, la spiaggia. Provate a immaginare quelli che si stendevano sulla stuoia o sul telo di spugna e prendevano il sole. Provate. E non aggiungo altro. Ma a quel tempo
era così. Quello era il tempo, gli anni 60 sono stati l'epoca, per esempio, del talidomide. Quante donne poi hanno avuto complicazioni con i parti a causa del talidomide e così via. E purtroppo erano tecnologie che lì per lì si sembravano nuove, affidabili e così via, ma non ne conoscevamo gli effetti collaterali. Ahimè, ahimè. Orbene, allora andiamo a dare ancora un'occhiata alle agenzie. Il telefono è sempre aperto allo 0292947222. Dopo di noi ci sarà come sempre l'immenso Sammy Varin. Ecco, e siccome in questo paese ora pare diventata una moda, la notizia con cui l'ANSA apre il suo sito è l'ennesima aggressione a un medico e a un infermiere. Io vorrei capire che cosa cacchio passa in testa a questi trogloditi che alzano le mani sui medici e sugli infermieri. Sentite un po' qua, aggrediti un medico e infermieri in un ospedale in Salento, un altro caso vicino a Napoli. Un uomo di 56 anni ai domiciliari, l'episodio in un centro per le dipendenze a Galatina, Lecce. A Melito, in Campania, identificate 5 persone per un'aggressione alla guardia medica. Un 56enne è finito agli arresti domiciliari per aver aggredito ieri a calci e pugni, scrive l'ANSA, un medico in servizio nel centro per le dipendenze SERD dell'ospedale di Galatina, provincia di Lecce. L'uomo è stato arrestato dalla polizia e dovrà rispondere di minacce, resistenza, violenza pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, ieri mattina il 56enne si è presentato al SERD e ha minacciato il medico di turno per ottenere una dose aggiuntiva di metadone. Quando il medico gli ha detto di no, si è scagliato contro di lui, la guardia addetta alla sicurezza e gli infermieri intervenuti. Nella colluttazione sia il medico di turno che la guardia giurata sono rimasti feriti. L'aggressore, a quanto si apprende, avrebbe numerosi precedenti penali ed è ritenuto persona socialmente pericolosa. In passato, nei suoi confronti, il questore di Lecce aveva emesso la misura di prevenzione dell'avviso orale. Quindi gli aveva fatto una ramanzina. Evidentemente la ramanzina non ha sortito quegli effetti, se questo signore l'hanno dovuto fermare in 3. Un'altra aggressione a sanitari, continua l'ANSA, è avvenuta in Campania. 2 medici della Guardia Medica di Melito di Napoli sono stati aggrediti ieri sera da 3 donne e 2 uomini dopo il rifiuto dei sanitari, un 31enne e una 38enne, di effettuare una visita domiciliare a un loro parente. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri della tenenza. I 2 medici si sono recati autonomamente al pronto soccorso dell'ospedale di Giuliano in Campania per lievi ferite alla testa e al collo. Indagini dei militari dell'Arma in corso per risalire all'identità dei 5 aggressori. I carabinieri della tenenza di Melito hanno identificato le 5 persone ritenute verosimilmente coinvolte nell'aggressione ai sanitari della Guardia Medica di Melito. Colui il quale sarebbe l'autore delle condotte violente, riferiscono i carabinieri, è un 35enne incensurato di Melito. Sarà denunciato per lesioni personali. Gli altri 4 si sarebbero limitati, tra virgolette, a insultare i sanitari. I 2 medici feriti sono stati dimessi con 10 giorni di prognosi. Secondo quanto ricostruito, la richiesta d'assistenza domiciliare era per una parente dei 5, sofferente da qualche giorno di febbre. Sofferente da qualche giorno di febbre. Ora, al di là di tutto, io mi chiedo, e dopo che li hai pestati, che hai risolto? Aggiungerei, ma che razza di senso civico può avere della gente che alza le mani su dei medici o sfascia un presidio ospedaliero o sfascia la guardia medica, la mette a soqquadro? L'altro giorno quella notizia da Pescara veramente agghiacciante. Questi sono entrati dentro un reparto di oncologia, l'hanno messo sottosopra. Io non auguro a nessuno di entrare in un reparto di oncologia e spero e prego che si svuotino presto perché avremo vinto tutti i cancri. Ma nel caso in cui qualcuno osasse avvicinarsi a un reparto di oncologia con brutte intenzioni,
Ci sarebbe da dargliene così tante fino a quando non si scorda come si chiama. Perché entrare in un luogo nel quale il dolore è tangibile, nel quale ci sono esistenze che giocano e si battono in un duello prodigioso tra vita e morte, per citare il messale del giorno della notte di Pasqua. Ecco, siccome è un duello prodigioso tra vita e morte, dei vostri specialissimi e privatissimi cazzi possiamo fare anche a meno mentre ci giochiamo la pelle. Perché le persone che sono là dentro non stanno lì perché si stanno divertendo, ma perché si stanno giocando la pelle. Entrare, fare casino, sfondare è un gesto di un'odiosità tale, non tanto verso la collettività, ma prima di tutto contro dei poveri cristi indifesi, che lì dovrebbero avere soltanto la più grande calma e serenità mentre si giocano questo duello. E invece si trovano davanti, perdonate il termine, degli stronzi, perché non riesco a definirli in altro modo, il cui unico obiettivo è il loro borghesissimo culo per fare la loro borghesissima protesta e sfregio, fottendosene delle ricadute che il loro sfregio e il loro atto di giustizia, chiamiamolo così, che giustizia non è, atto che avrà delle conseguenze drammatiche su un gruppo di innocenti che non c'entrano niente e che, ripeto, già stanno inguaiati di loro così e stanno combattendo, ribadisco perché io purtroppo lo so, stanno combattendo una prodigiosa battaglia tra vita e morte. Ecco, gente così che fa queste cose dovrebbe andare veramente con la palla al piede a fare lavori di bitumazione delle strade sotto il sole cocente, oppure in qualche bel campo sperduto a spietrare, a togliere le erbacce con le mani e poi a zapparlo con la zappa a mano, no col trattore. Perché gente così solo questo la può rieducare, solo questo. Ti fai 3-4 anni ogni giorno, svegli alle 6 ad andare a zappare con ogni tempo che c'è. Dici, ma l'abbiamo zappato ieri e lo zappi di nuovo. E poi vediamo se ti viene di nuovo la voglia di entrare e sfasciare tutta oncologia. Perché così si vendicano. Si vendicano. Che cazzo ti vendi? Ti sei preso la vendetta, hai fatto giustizia. Quale giustizia? Questa non è giustizia. Giustizia vuol dire agire ius, cioè correttamente, secondo il giusto, ma non è giusto rovinare e incasinare ulteriormente la vita dei poveri disgraziati che non c'entrano niente e sono lì che, ripeto, si stanno facendo il loro duello a morte e vita. Una banale questione di civiltà. Banale questione di civiltà. Io spero davvero che il ministro della sanità, stamattina ascoltavo Giulio Cainarca nel corso della rassegna stampa, spero davvero che questa idea del DASPO ospedaliero, come è stato concepito dal ministro della sanità, possa essere, diciamo così, il ministro della sanità è molto, fa molto prima Repubblica, il ministro della salute, scusate, possa naturalmente ottenere il suo effetto. Speriamo che il ministro Orazio Schillaci, insomma, riesca a raggiungere l'effetto di ridare serenità agli ospedali e agli operatori ospedalieri. Purtroppo, vedete, negli ultimi 3-4 anni si è diffusa in questo paese un generale disprezzo verso chiunque. I giornalisti fanno schifo, i medici sono tutti collusi, i giudici sono tutti corrotti, poi chi c'è? Gli ingegneri non capiscono una mazza perché i ponti crollano e invece i romani hanno costruito, poi quello è un meme di un'ignoranza veramente spaventosa. Le strade romane sono ancora in piedi dopo 2000 anni. E grazie al Menga, bella gente, i romani mica avevano i tir da 40 tonnellate l'uno. Prova a farci passare 10 tir da 40 tonnellate e vediamo che succede dopo 10 giorni.
Poi che altro c'è? Insomma, in questo paese negli ultimi 4 anni qualsiasi cosa non sia, diciamo, di nostro gradimento, automaticamente l'autore è un cretino, automaticamente un incompetente. E quindi come tale, essendo disprezzato e disprezzabile, il suo lavoro vale meno. E se vale meno anche come persona. E se vale meno anche come persona, gli posso alzare le mani. Cioè, capite come ragiona certa gente veramente, che uno dice: ma ragazzi, veramente, ma siamo nella dove siamo? Siamo nell'età della pietra? Leggevo un commento, c'è sempre una ragione per alzare le mani. Ma che cazzo stai dicendo? Siamo in un paese civile, sta roba non dovrebbe nemmeno succedere. Nessuno dovrebbe poter dire una cosa del genere. E invece c'è gente che ragiona così, che giustifica anche cose di questo genere. E io veramente mi metto le mani nei capelli. Mi metto le mani nei capelli, che non ho purtroppo, perché se in questo paese c'è ancora gente convinta che tanto gli alza le mani, vuol dire che questi qui non hanno assolutamente idea del concetto di civile convivenza. Ma gli alzo le mani cosa? Che poi sono sempre i soliti, no? I soliti soggetti da social, i soliti soggetti che dietro alla tastiera questi farebbero stragi, rovine, compirebbero vendette inenarrabili e aggiusterebbero il paese con una ginocchiata. Poi li vedi a sole e sono semplicemente delle nullità, degli zeri che si cagano in mano e non hanno nemmeno il coraggio di mettere nome e cognome di quello che dicono. Poi li porti in tribunale, li vedi che strisciano davanti al giudice. No, signor giudice, io ero molto arrabbiato in quel momento. Si arrabbiano i cani, non gli esseri umani. Purtroppo è così. Viviamo una brutta epoca, gente. Mi spiace, perché il fatto che ci sia della gente che è pronta ad alzare le mani su chi è lì, peraltro, per svolgere un servizio pubblico e che come tale dovrebbe essere tutelato, perché in quel momento hai bisogno tu del dottore, ma magari tra mezz'ora posso averne bisogno io. E se io arrivo e il dottore non lo trovo perché tu l'hai pestato e quello è all'ospedale a farsi medicare, sei tu che stai creando un danno a me. Allora poi che devo fare? Ti devo venire a cercare a casa io? Cioè, vi rendete conto che società sta venendo fuori in questo paese? Benvenga, ripeto, benvenga il DASPO che il ministro della salute Orazio Schillaci sta pensando. Aggiungerei però che in questi casi forse, nel momento in cui il giudice ti condanna e magari non è una condanna al di sopra dei 3 anni, comunque vadano in carcere. Perché il fenomeno, l'italiano medio che fa il fenomeno e alza le mani al dottore e alza le mani al portantino, deve andare a farsi, quanto gli dai? 120 giorni di carcere? E lui se li deve andare a fare questi 120 giorni. Così magari nella sua boria poi dopo gli passa e si calma. Perché se no qui continuiamo e ne vedremo veramente delle belle. Si fa per dire delle belle. Comunque, ad ogni buon conto, qui si sono fatte le 12, 22 minuti e 43 secondi. Diamo ancora un altro giro d'orizzonte alle agenzie che naturalmente aprono, nel caso dell'ADN Cronos l'apertura è il povero Totò Schillaci che se n'è andato via per questo cancro al colon. Roma, De Rossi esonerato, via l'allenatore, anche lui. La società giallorossa, la decisione del club è stata adottata nell'interesse della squadra per poter riprendere prontamente il percorso auspicato. Ancora maltempo nel Foggiano, siamo sempre sull'ADN Cronos, recuperato il corpo del vigile del fuoco disperso, la vettura su cui viaggiava nel caporeparto un collega era stata travolta alla piena in un torrente durante un'operazione di soccorso avvenuta ieri sera. Confindustria, esordio da presidente di Orsini in assemblea, dalla manovra a lui il discorso. Investita e uccisa a Tivoli, arrestato un 26enne per omicidio stradale. La donna era stata travolta il 9 settembre scorso mentre attraversava la strada vicino alle Strisce in via Tiburtina.
Germania, nuova esplosione a Colonia, ferito un passante. La deflagrazione nella notte in un negozio d'abbigliamento a poche centinaia di metri dal luogo dell'esplosione al Vanity Club di lunedì mattina. Altra esplosione che è avvenuta stanotte in Ehrenstrasse a Colonia, lo riporta la Bild. I servizi d'emergenza sono stati allertati intorno alle 5, ha dichiarato un portavoce della polizia al tabloid. Gli agenti di polizia hanno isolato l'area attorno al negozio distrutto. Un passante è rimasto leggermente ferito nell'esplosione ed è stato anche ascoltato come testimone. Anche qua seguiremo poi eventuali sviluppi. Sinner si è comprato la macchina personalizzata, auguri anche a lui. E vabbè, con questo direi che siamo arrivati alla fine della nostra del nostro filo diretto. Se voi non telefonate, sono le 12:25 in questo momento, quindi io direi, caro Frank, che potremmo tirare tranquillamente i remi in barca e ci diamo appuntamento domani dalle 10:30 alle 11:30 con Zoom. Ci sarà l'ufficio cambi e Gabriella Ronza con Epos più il Qui Parlamento, dopodiché avremo la Lega Liguria e alle 12 di nuovo il filo diretto fino alle 12:25. Io ringrazio tutti voi come sempre per l'attenzione, ci si ritrova allora domani e ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buongiorno. Avete ascoltato Filo Diretto.